latenza. Qualche problemino di latenza, ora ci risiamo con la seconda parte, siamo tornati, risultato ancora sull'1-1 dopo la grande parata di Palazzolo su Cande. Kus che ha provato diverse volte la via del gol, chiusa da un gran Palazzolo e qualche dose di sfortuna. Qui ancora il solito Ciardi a battere la sua ennesima punizione laterale, a cercare Cande con un tocco di prima, messo fuori da Scandaliato, palla che arriva da noi in curva e altra rimessa laterale per il Kus dalla fascia di sinistra. Ricordiamo di aver avuto qualche problemino di connessione, qualche problemino con la diretta, quindi se non l'avete visto ed era in ritardo era per questo motivo. Siamo tornati adesso in live. Ancora Cande con un gioco di gambe, Cande per Ciardi a scambiare con Asare che salta l'uomo e ricomincia da Cottone ancora per Asare che imbecca Cande con un grandissimo pallone. Cande si gira su se stesso, Cande appoggio su Ciardi, in mezzo a cercare Ales, Fazzone mette fuori. Sì, tutte le azioni pericolose del Kus sembrano passare dai piedi di Rudy Candé, che oggi è in una... veramente ispiratissimo. Passa in mezzo alla difesa avversaria il numero 2 Patti, Kus con l'ennesimo calcio d'angolo. Buona. Ancora guida in mezzo, rovesciata qui, preso in pieno il difensore del Renzo Piccolo dal numero 2 Patti, che aveva tentato una rovesciata acrobatica, non è riuscito a colpire il pallone, ha preso in pieno l'avversario. Bel gesto stilisticamente parlando, però in una situazione pericolosa. Sedicesimo. Si riprende a giocare qui a Monreale dopo il brutto fallo da parte di Patti. Adesso Provenzano che prova a spiegarsi con i compagni, prova ad abbassarsi e a giocare dal basso. Grande veramente personalità di questo numero 4 che a me piace molto. Sì, anche in questa prima uscita Renzo Piccolo non butta la palla, non gioca a caso. Rafa a cercare Di Liberto chiuso, riconquista palla, Abate però si conquista un fallo dopo il gol. Anche una grande partita del numero 4 del Kus. Il nostro capitano Abate è veramente dovunque, recupera palla, gioca, smista e oggi segna anche. Forse si è fatto male però qui il numero 4 chiede cure allo staff medico. Sembra il ginocchio sinistro Abate, si accascia a terra, speriamo nulla di grave per il capitano del Kus.
Qui Cottone su Prestigiacomo che sbaglia, però è Renzo Lo Piccolo che riconquista e non riesce ad andare in verticale. La palla la raccoglie la cara su Patti sul numero 8 Cravotta che serve guida. Ancora il Cus con Asare sposta palla, ricomincia da Cottone. Abate è rientrato in campo, palla ancora per il numero 4, Abate che cerca di imbeccare Rudy Cande, palla però troppo lunga, rimessa dal fondo del Renzo Lo Piccolo. Dicevo comunque che il centrocampo del Renzo Lo Piccolo dimostra grande personalità, grande qualità e prova sempre a uscire dal basso, non butta mai la palla, non sembra quasi una squadra comunque che debba stare a metà classifica, sembra una squadra comunque da zone alte. Cosa ne pensi tu di questa squadra, Davide? Sono due squadre che si stanno schierando con un 4-3-3 a specchio, sembra qui dall'alto, quindi la difficoltà iniziale è quella di andare a marcare il play. La prima costruzione di entrambe va bene, secondo me ci sarebbe da migliorare lo sviluppo per poi riuscire a Magari chiudere. l'ultimo passaggio sì è la cosa che abbiamo visto un po' mancare dal punto di vista di tutte e due le squadre. Forse il Cus è arrivato a calciare un po' più volte, il Renzo Lo Piccolo poche occasioni, però dimostra anche grande palleggio. Qui palla messa fuori da Berardi, palla raccolta dal Cus e la perde però Mancino a ripulire. Ancora Di Liberto su Mancino che però sbaglia l'aggancio, palla che va fuori, rimessa per il Cus che Sì, ricomincia da Prestigiacomo. Sicuramente qui in questa partita la differenza la farà la qualità dei singoli. Cottone che però sbaglia, ancora Cottone che sbaglia, il numero 11 lanciato in porta, Cottone ha recuperato il suo errore, si è fatto diciamo perdonare. Direttore che fischia per rassicurarsi delle condizioni del calciatore del Renzo Lo Piccolo. Il Cus però era involato verso la porta sulla fascia destra. Sì, no, fammi sapere quanto. Mister Demma che si lamenta per la posizione di dove era la palla, adesso direttore che metterà di nuovo la palla in campo con possesso in maglia rossa, possesso per il Cus che naturalmente si è lamentato visto il fatto che era involato verso la porta. Cus che prova a mettere subito la palla in mezzo, raccolta da Abate che salta l'uomo, apre per Asare. Asare qui che punta in aria, Asare va sul fondo, Asare ancora salta l'uomo, Asare messo in mezzo su Ales che però fa come un difensore aggiunto. Qui palla messa fuori, raccolta dal solito Abate che apre benissimo, apre su Guida che calcia col sinistro, qui Cande col destro invece, parata semplice per Palazzolo. Ricordiamo che il minutaggio è attualmente sbagliato, siamo al 28esimo, risolveremo anche questo problema, mancano 11 più recupero al termine del primo tempo. Ancora solito velo di Cande che punta alla porta, Cande doppio passo, chiuso però, raccolta dal solito Asare, recupera Di Liberto, Provenzano scambia, va su Mancino a raccogliere, fallo per il Renzo Lo Piccolo che però aveva anche il possesso della palla, forse è meglio lasciar correre, però il Renzo Lo Piccolo si è dimostrata molto pericolosa su questi calci di punizione. Andrà uno tra Mancino e Provenzano.
Vedremo se direttamente in porta come ha fatto prima Fazzone o per un cross in mezzo. Non credo sia la posizione per calciare direttamente in porta, però Lorenzo Lo Piccolo ha portato pochi uomini in aria, mi sembra che il Cus invece si difenda a pieno organico. Sì, il Cus abbiamo visto prima sui calci d'angoli molto pericolosa, molte altezze importanti. Adesso il Renzo Lo Piccolo ne porta qualcuno in più in aria. Va Mancino verso la porta, lento però, raccolto dalla Cara. La Cara che va a rilanciare, palla che non sbatte, seconda palla del Cus su Ales che guadagna un gran calcio di punizione, di mestiere, davvero attaccante. Sì, attaccante vecchio stile, anche lui di quelli che protegge palla, ti fa salire, ti fa giocare bene. Esce molto spesso dall'area di rigore, abbiamo visto, per fare diciamo da raccordo con attacco e centrocampo. Ales non solo dotato di un grande fisico, vede anche molto bene la porta, ha fatto 9 gol quest'anno ed è uno dei capocannonieri di questo girone d'andata degli allievi under 16 regionali. Calcio di punizione affidato a Cottone che va a sventagliare in mezzo a cercare Assare, difeso dal numero 5 Biundo. Colpo Sì, di testa molto importante. si cercano spesso, si trovano, Cottone e Asare giocano insieme da tantissimo tempo. Calcio d'angolo adesso affidato a Guida, non più a Cande. Guida cerca uno scambio con Cande, riesce male però. Berardi a raccogliere, fallo laterale per il Cus, sempre Guida per Cande. Sempre quei due, ancora Cande, cerca di guadagnare un calcio d'angolo, ci riesce, anzi tiene anche la palla in campo, palla che arriva sul secondo, messa fuori però. Ancora Patti e Cande a scambiare. Patti cerca di passare in aria, chiede un calcio di rigore il Cus che non c'è. Renzo Lo Piccolo che adesso prova a respirare, palla messa fuori. Cus che sta cercando il secondo gol prima della chiusura della prima frazione di gara. Sì, vedo un po' di frenesia ora nelle azioni, meno lucidità, più sull'istinto che sulle conoscenze. Però quanto sarebbe importante, Davide, andare in vantaggio prima diciamo, della chiusura di questa frazione di gara? Sappiamo bene che il miglior momento forse per segnare un gol è alla fine di un tempo, quindi sarebbe il momento perfetto forse questo. Esatto, forse è il momento migliore, il momento peggiore per l'avversaria per prendere diciamo, un gol è quello nei minuti finali sempre delle frazioni di gioco. Nulla da togliere a questo Renzo Lo Piccolo, ma il Cus adesso sta facendo la partita, prova ad attaccare, ancora Asare è forse fermato da un fallo, qui però esattamente c'è un cartellino giallo per il numero 7, 2-3 falli in un'azione, l'arbitro non poteva non ammonire il numero 7 di Liberto. Sì, il cartellino giallo mi sembra giusto sia per la zona di campo, erano in ripartenza, e anche comunque per l'irruenza dell'intervento è arrivato nettamente in ritardo. Ha fatto correre tanto il giudice di gara, adesso però forse è arrivato il momento di sanzionare questi interventi. Qui Asare è sgusciato veramente benissimo, ha subito 2-3 cariche e giustamente il giudice ha estratto l'ammonizione, prima ammonizione che arriva intorno al 35esimo di Liberto il numero 7. Qui ancora Cottone a sventagliare, chiede un altro fallo di mano il Cus, abbatte Ales, Cravotta, ancora abbatte per Asare, grande palla, Asare che cerca di appoggiarsi su Guida, tentativa in mezzo, difeso però da Renzo Lo Piccolo, difeso da Palazzo.
Difende questo fallo laterale Renzo Lo Piccolo. Un po' di frenesia forse adesso, come dicevi tu Davide, è veramente molto importante in queste partite mantenere la calma e provare a vincerla soprattutto in questi minuti. Ancora apertura per Guida a puntare, sovrapposizione di Patti che non ci arriva però. Sì, però mi piacerebbe sottolineare quanto Ales venga ad aiutare la squadra sotto la linea. Scusami, qui batte subito Guida in mezzo. Cande! Che tentativo qui di Cande, grande sforbiciata, ricordava quasi Lamine Yamal in Barcellona Oviedo nella penultima partita della Liga. Qui però il risultato finale è andato un po' alto, in quel caso l'aveva messa direttamente all'angolino. Bellissimo gesto atletico qui abbatte di testa Ales al volo, seconda parata plastica di Palazzolo che sta dicendo veramente di no a tutti gli attaccanti del CUS Palermo. Bellissima parata adesso su Ales, prima su Cande. Palazzolo sta veramente facendo la differenza per il Renzo Lo Piccolo. Qui Cande, secondo pallone per Cottone, qui Palazzolo non può fare niente, assist di Cande, gol di Cottone che va ad abbracciare il papà. Grande incornata di testa, Cus che su calcio d'angolo è veramente letale. Sì, l'avevamo già detto, i calci piazzati sono un attaccante da almeno 20 gol a stagione e il CUS Palermo ne sta assolutamente approfittando. Anche il primo gol è venuto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma come li batte Cande questi calci d'angolo, li battono veramente in pochi. Bellissimo cross, ci ha abituato a me sia da destra che da sinistra a calci d'angoli veramente velenosi. Qui ha solo dovuto metterci la testa a Cottone, Cus che va in vantaggio come avevamo detto sulla fine della prima frazione di gara. Questo è veramente un colpo duro per il Renzo Lo Piccolo, che adesso però ha un calcio d'angolo a disposizione. Dicevamo che probabilmente il momento migliore per la squadra che lo fa, il peggiore per quella che lo subisce, è proprio fra un tempo e l'altro. Ulteriori incomprensioni qui, forse non è calcio d'angolo, la palla però è riuscita dal fondo dopo un tocco del CUS e quindi grande svista qui da parte del giudice di gara. Si lamenta naturalmente il Renzo Lo Piccolo, che un calcio d'angolo è totalmente diverso da una rimessa laterale, che però batte verso Mancino, messa fuori da Sare. Ancora Cande a cercare Ales che prova a combattere, Ales arriva sulla palla, Ales dopo un errore di Palazzolo, 3-1 CUS. Che corsa di Ales, che grinta, grande istinto davvero bomber, qui non ha mollato, è arrivato su questa palla un po' lunga di Cande, aiutato forse dalla complicità del numero 5 biondo, e qui esultanza come abbiamo visto in Bundesliga con Ekitike. Gran bella esultanza, gran gol, 3-1. L'ha fatta quando era in Bundesliga. Qui altro colpo duro, altra bastonata ai danni del Renzo Lo Piccolo. È da dire che quando il CUS viene fuori è davvero una bella macchina da gol. Fuori gioco qui, fischiato forse? Sì, fuori gioco. Dicevamo Ales che con questo gol arriva a 10 gol stagionali, veramente il CUS può vantarsi di questo attaccante, con questa fame, con questa voglia di giocare, con questo grande aiuto verso i compagni. Qui che prova a impostare
allarga verso Asare che di prima fa correre Ciardi. Ciardi con il suo mancino messo in mezzo, Palazzolo con le manone, raccoglie Abate e apre su Patti, chiuso però da Ciambra. Ciambra Sì, prova a ripartire, Patti chiude ancora. sì, soprattutto di Ales mi piace sottolineare come si collega coi compagni, come gioca quasi per la squadra anziché solo per se stesso. Qui Fazzone con un colpo di testa, gran sombrero di Ciambra che prova a cambiare lato verso Di Liberto. Contatto qui tra Berardi e Asare, Asare che ha preso un colpo al volto, calcio di punizione per il CUS. Parlavamo di Ales, secondo te può dare una mano anche agli under 17, può fare qualche convocazione, un giocatore così determinante nella sua categoria? Sì, è un giocatore che già spesso e volentieri ho aggregato in allenamenti nel corso della stagione e penso che nel suo percorso di crescita a breve, brevissimo, sarà pronto per scendere in campo anche con l'Under 17. Percorso molto importante di questo ragazzo, numero 9, dotato di grande fame, grande fisicità. Eh, chi meglio dell'allenatore dell'Under 17 può dire una cosa del genere? E chissà, che a breve vedremo magari anche un suo gol in quella categoria, speriamo per lui. Qui il CUS che prova a ripartire con Cottone, sempre indicato lui a battere questi calci di punizione dalla metà campo in giù. Giudice che a breve darà il recupero, qui Ciardi per Cande che lascia scorrere, prova un sombrero, Cande è passato, Cande! Qui però secondo me c'era un tocco, non so se in area o no, ma Cande aveva fatto una giocata veramente bellissima. L'arbitro che qui fischia dopo, calcio di rigore per il CUS. Rigore che secondo me è solare perché il difensore arriva nettamente in ritardo. Rigore che c'è, ma non ho capito questa scelta di fischiare magari qualche secondo dopo. Arbitro che avrebbe dovuto dare il recupero. Mi dicono qui che è arrivato dal VAR scherzando, ma penso lo piccolo che si lamenta di questo fischio. Qui Cande però al tentativo di mettere il punto esclamativo sulla gara per portare il CUS sul 4-1, fischia l'arbitro, Cande col destro, 4-1, gol che si meritava. Sì, soluzione chirurgica, bassa, forte, angolata, era difficile da parare per il portiere. Cande che viene qui sotto la curva a fare l'ennesima esultanza con Guida. Cus che ha messo l'ipoteca sulla gara, aiutata naturalmente dalle sue individualità. Cande che mancava veramente solo il gol in questa gara, arbitro che non dà recupero, fischia, finisce la prima frazione di gioco sul risultato di 4-1 per il CUS.
Che è uscito? Kus che cambia qualcosa, esce il numero 4 Abate, entra il numero 17 Cavaliere. Partita che riprenderà a breve, seconda frazione di gioco, con il Kus in vantaggio per 4-1 su Renzolo Piccolo Terrasini, primo possesso in maglia rossa. Si cambia poco nell'assetto tattico, Asare prenderà il posto di Abate come vertice basso, accanto a lui sembrano esserci Guida per un centrocampo ancora più Qui tecnico. palla adesso per Cande che prova il tocco sotto, Palazzolo però a chiudere. Qui scandaliato per Provenzano che scambia con Ciambra, palla però in fallo laterale. Kus che deve cercare di mantenere il risultato ampio per agganciare la vetta. Ricordiamo una partita in meno, una partita da recuperare con l'Alcamo. Kus per gol fatti e anche per gol subiti, con 49 gol fatti prima di questa partita, attualmente a 53, e 5 gol subiti prima di questa partita, attualmente a 6 gol subiti. Qui Kus che prova a giocare dal basso, la cara a cercare Ciardi che aggancia e va su. Ci chiedono nei commenti dove giocano. Ricordiamo che la partita si svolge a Monreale, nel centro sportivo Concadoro Monreale. Qui Cottone a uscire, palla al piede. Ales addirittura a centrocampo per impostare. Sbaglia però, raccoglie Di Liberto. Ricordiamo l'unico ammonito della gara. Grande personalità di Asare che serve Cottone. Cottone, gran palla per la corsia di sinistra verso Ciardi. Ciardi che ancora prova la galoppata, fallo. Forse anche questo è un'ammonizione, però arbitro che lascia proseguire. Calcio di punizione dalla tre quarti, dalla zona sinistra per il Kus. Probabilmente andrà Asare con il destro o Ciardi col mancino per un cross in mezzo. Kus che si è reso veramente pericoloso qui su questi calci piazzati, sui calci d'angolo. Abbiamo visto nella prima frazione il gol di Cottone, è arrivato di testa, il primo gol arrivato su uno schema da calcio d'angolo. Palazzolo che prova a sistemare i due in barriera. Kus che riempie l'area con 4 giocatori in area, 2 al limite che sono Cravotta e Guida. Andrà Ciardi col mancino. Va Ciardi pennellato in mezzo a cercare Patti che però calcia alto, mette il piattone, è rimessa dal fondo, battuta subito da Palazzolo. Sì, anche in questa occasione il Kus è riuscito ad impattare sulla palla messa da un calcio piazzato. Anche in questa occasione si riconferma pericoloso. Qui giro palla del Kus con Cottone Presti Giacomo, Asare che va ad impostare dal basso, Cottone ancora palla al piede su Ales che si sposta da destra a sinistra, controllo sbagliato, è rimessa laterale per Renzo Lo Piccolo. A battere su Mancino, Mancino chiuso da Cottone e Patti, si ricomincia da Presti Giacomo che va su Cavaliere, gran palla per Ales, chiuso però benissimo da Biondo. Questo è un grande intervento nella scelta dei tempi perché era molto facile anche sbagliare l'intervento e commettere fallo. È andato giù bene per un difensore, andare a terra è l'ultimo baluardo prima di essere superato e in questo caso l'ha fatto bene. Ales che era involato verso la porta, Biondo con un grande intervento che però consente un altro calcio d'angolo per il Kus che andrà a battere il solito Cande, a scambiare con Guida che prova la giocata
chiuso però, riparte il Renzo Lo Piccolo con Berardi. Berardi a cercare Mancino, palla lunga, la Cara che controlla con i piedi e dopo con le mani, ancora la Cara, mette il pallone giù e va a lungo su Ales. Ales che prova la spizzata, secondo pallone sbagliato, e riparte il numero 10 Fazzone. Chiuso però subito dalla difesa del Cus, qui Cottone con gran personalità per Asare che sbaglia l'appoggio, fallo laterale. Qui un attimino di superficialità di troppo che rischia di compromettere una prestazione in questo momento pulita e precisa da parte dei due. Molta frenesia da parte di tutte e due le squadre, qui Renzo Lo Piccolo che aveva recuperato il possesso, l'ha perso subito, e Cus che prova ad andare dall'altro lato. Presti Giacomo, Ciardi tutto solo, ancora il Cus che avanza, Ciardi ancora, chiuso da Berardi, bene però. Ricordiamo che sono due tempi da 40 minuti, qui secondo cambio per il Cus, esce Cravotta, entra il numero 18 Caramia che prenderà il suo posto. Fallo laterale battuto alla ricerca di Ales, il primo pallone per Caramia che si appoggia, ancora Cavaliere, passa in mezzo a due, chiuso da Provenzano. Provenzano ancora Cavaliere, qui chiede il secondo calcio di rigore il Cus Palermo che forse era un po' più presente del primo. Qui però l'arbitro ha lasciato proseguire, forse anche perché sulla chiusura della prima frazione di gara aveva fischiato il primo calcio di rigore per il Cus. Non ha voluto dare il secondo, che però secondo noi c'era. Qui Cavaliere prova di nuovo a passare in mezzo a due, chiuso, e Provenzano a spazzare. Sì, secondo me, a mio avviso, la direttrice di gara non si è sentita di dare il secondo calcio di rigore, ma secondo me entrambi erano falli e un fallo in aria va sanzionato. Qui seconda palla di Caramia a cercare Cavaliere che prova a passare, chiuso però dalla difesa del Renzo Lo Piccolo. Qui combatte con un fallo Renzo Lo Piccolo che deve cercare il gol, deve cercare di rimettere la partita in carreggiata. Cus che ha messo l'ipoteca già nel primo tempo, non deve avere cali di concentrazione, non deve abbassare l'intensità della gara. Qui palla per Provenzano, lasciato libero. Come dicevi, spesso i play vengono lasciati liberi da parte del centrocampo avversario e sono due play di grande quantità e qualità, Provenzano e adesso Asare. Sì, c'è da sottolineare questo che poteva diventare la chiave della partita. Non hanno deciso di andare a marcare il play alto. L'unico a rimanere libero di giocare è sempre il play di una o dell'altra squadra. C'è anche da sottolineare, ora che c'è al momento del cambio, la grande qualità e profondità di rosa del Cus Palermo con Caramia, Cavaliere, adesso Marano, tre giocatori veramente forti che vanno ad alzare il livello di una squadra. Sì, infatti arriva il terzo cambio per il Cus al 48esimo. Entra Marano che rileva Patti. Qui Cottone con gran sicurezza, sventagliata per Ales che non aggancia, però aggancia Guida. Guida gioco di gambe, grande palla qui per Cavaliere che stoppa in aria, Cavaliere con il destro, parata con il piedone di Palazzolo, ma che palla ha dato Guida. Sì, una palla complicata Con poca perché, profondità, col mancino. perché esattamente passa fra due difendenti e una palla messa col mancino che non è il suo piede forte. Qui Cottone a combattere Provenzano, che grande palla per Ciambra. Ciambra che sterza. Serve di nuovo Provenzano che non supera però Marano. Marano, grande spinta.
Cande ora è un 4 contro 5. Cande palla dall'altro lato, recupera però Renzo Lo Piccolo e Fazzona ad impostare. Fazzona a cercare Ciambra. Ciambra tenuto in gioco dalla difesa del Cus. Sbaglia però l'appoggio. È Cus che recupera. Arriva palla per Guida. Guida su il nuovo entrato Marano. Marano, grande palla qui per Ales. Ales che però si fa soffiar via la palla da Mastrecchia. Come dicevo prima, Marano è entrato benissimo in partita, già ha fatto una discesa delle sue, una gran palla, bella palla messa in verticale. Qui Cande guadagna una punizione al limite dell'area. Era anche passato, forse si poteva dare vantaggio, però ricordiamo la pericolosità del Cus su questi calci piazzati. Cara mia, battere col mancino. La mia, che ricordo essere comunque un destro naturale al quale ha il suo mancino dal del tu. Palazzolo che sistema la barriera. Barriera di 3 uomini sul mancino di Caramia. Caramia col mancino. Gran parata qui di Palazzolo, forse punizione calciata bene ma un po' lenta. Qui Cottone in mezzo a due, con gran personalità. Gran partita di Cottone, oltre al gol. Pallone per Asare, che apre bene su Ciardi. Gran bel terzino Ciardi, grande gamba, gran mancino. Qui a scambiare Ciardi, gran palla per Ales, che combatte però con il numero 5 Biundo. Quarto cambio qui per il Cus, che arriva al 52esimo. Esce il numero 3 Ciardi, autore di una gran bella prestazione. Entra il numero 15 Spagnuolo. Nel calcio moderno quanto è importante il ruolo del terzino? Te la faccio io a te No, una domanda. un terzino a sinistra con quel mancino per me è veramente uno spettacolo. Un terzino, un quinto con un mancino naturale è veramente bello averlo in squadra e è sempre ricercato da tutti gli allenatori, da tutti i mister. Tant'è che qualche anno fa tu mi dicevi no, riesco a trovare difficilmente un terzino mancino, un quinto, un braccetto a sinistra. Qui tentativo del Cus con un'altra parata di Palazzolo che chiude la porta e mantiene il risultato sul 4-1. Gran tentativo qui di Guida che ci ha abituato a queste conclusioni. Dicevamo l'importanza di avere un mancino come Ciardi, giocatori di questa caratura. Qui Cande sguscia via, mette in mezzo, altro calcio d'angolo per il Cus, che prova anche a divertirsi con le sue qualità, con Cande, con Cavaliere che vanno a scambiare. Cande ora pure col mancino. Gran palla in mezzo messa via però da Biundo. Un po' di sole ad accecare la nostra telecamera. Questa non è colpa nostra. Marano a battere. Rimessa fortissima per Cande che va di testa. Ha segnato Cande il 5-1. Assist direttamente con le mani di Marano. Rimessa lunghissima. Cande a impattare di testa. Grande incornata. Qui incolpevole Palazzolo che ha provato a difendere il risultato. Ma niente da fare su questo colpo di testa. Doppietta di Cande, doppietta di gol e forse anche di assist. Qui 5-1 per il Cus. Seria ipoteca sulla gara. Nonostante i cambi, il Cus riesce a mantenere gli stessi ritmi, la stessa intensità
Anche questo è l'importanza di avere un organico così ampio. Sì, la rosa profonda sicuramente aiuta perché c'è tanta qualità dall'inizio e a gare in corso, ma c'è da dire anche che veramente il CUS penso abbia segnato con tutti i suoi interpreti del tridente, ha un attacco veramente Qui pericoloso. Ales per il 6-1, Ales forse toccato, niente per secondo l'arbitro. Palazzolo che mette fuori con un gran gesto di fair play. È il direttore di gara che si va ad assicurare delle condizioni del numero 9 del CUS. CUS che restituirà il pallone con Cande. Qui arriva quinto e sesto cambio del CUS. CUS che ha quasi finito i cambi al 55esimo. Esce il numero 9 Ales se non sbaglio e il numero 11 Cande, entrambi autori di una gran partita, entrambi autori di gol, assist, divertimento, standing ovation per loro. Sì, escono due dei mattatori di questa gara, Ales che penso ne abbia segnato uno, Candé invece doppietta, però quanta qualità. Entrano Porcarelli e Catanzaro, rilevati Cande e Ales. Qui pallone alla ricerca di Mancino, Cottone in chiusura. Cottone che ha fatto 90 minuti anche con l'Under 17. Sì, è un Qui, giocatore che si mette tanto a disposizione della squadra, che non disdegna mai l'impegno e il sacrificio per la stessa. qui Marano in chiusura, palla dentro, chiuso però, Provenzano con una giocata, Provenzano ancora a cercare Ciambra. Ciambra alla ricerca dell'1-2 con Provenzano, chiuso no? Pallone che era già uscito, difeso dal numero 10 del CUS, Randolph Asare. È La cambiato gara praticamente tutto il tridente del CUS, ad eccezione di guida. Quindi troviamo adesso Porcarelli come vertice avanzato e Guida che Cavaliere. forse non ha segnato e forse anche questo è il motivo per la quale Mister Demo lo ha lasciato in campo per trovare la via del gol. Cande e Ales che avevano già comunque timbrato in questa gara. Ora Randolph e Asare verso la gara. Pallone preso da Di Liberto che entra dentro il campo e va a cercare l'autore dell'unico gol del Renzo Piccolo. Provenzano da lontanissimo, palla però fuori. Non sono di certo questi tentativi che possono impensierire il CUS, forse approcciare la gara come il primo tempo per il Renzo Piccolo è molto più pericoloso, ripeto che il CUS comunque ha una difesa veramente importante, è sempre difficile affrontare una difesa così, però comunque palleggiare, mettere in difficoltà è una cosa molto importante per tutte le squadre. Renzo Lo Piccolo che non ha di certo affrontato la seconda frazione come la prima, dovuta anche al 4-1 del CUS arrivato in chiusura di primo tempo e il 5-1 arrivato qualche minuto fa. Qui Asare a impostare Marano su Catanzaro. Catanzaro che passa benissimo in mezzo a due, si apre il campo a cercare dall'altro lato Caramia. Caramia che lascia scorrere. Pallone sbagliato. Adesso il CUS che probabilmente la cosa più intelligente da fare sarebbe conservare le energie per il trittico di partita che lo aspetta e andare in gestione di una partita che ormai si è incalanata sui propri binari. Sì, questa è una cosa sicuramente importantissima. Ricordiamo che inoltre il CUS ha la partita da recuperare, altre partite in seguito molto importanti per confermare la sua posizione, per agganciare la vetta, per dimostrare quello che ha finora dimostrato
Qui però tenta di giocare dal basso, riesce ad uscire con Catanzaro che si prende anche qualche responsabilità. Catanzaro, gran bella giocata che però non arriva a servizio del compagno. È rimessa laterale per il Renzolo Piccolo che non deve sicuramente mollare. Arrivano altri cambi. Entra Petruzzelli, esce Presti Giacomo. Arrivano anche i primi due cambi per il Renzolo Piccolo, entrano Nobile e Finazzo. Escono Mancino e Di Liberto. Aveva provato Di Liberto nelle battute iniziali a rendersi pericoloso, però era difficile superare una difesa così arcinia. Sì, sicuramente anche per Mancino che è la punta, diciamo, di riferimento. Trovare due difensori così strutturati, così ben messi come Cottone e Presti Giacomo non era, diciamo, da vita facile. Mister che rileva entrambi i suoi attaccanti del Terrasini. Ricordiamo che mancano 20 minuti alla fine, 60° appena scoccato. Kus che ha già finito i cambi se non sbaglio perché ne ha effettuati 7. Qui rimessa per Caramia. Caramia che scambia con Spagnuolo, chiuso però dal solito Provenzano che è forse il migliore in campo dei suoi. Provenzano a mettere fuori. Combatte Cavaliere, aiutato forse da un rimpallo, Cavaliere in aria, messo fuori, qui Porcarelli in mezzo per Cavaliere, Biundo però a spazzar via, qui Marano per Asare che con un gran numero va sul fondo, Asare con la sua grande corsa, calcio d'angolo per il Cus l'ennesimo, grande prova dal punto di vista di corsa, quantità di Asare. Sì, sicuramente è un giocatore che per questa squadra è fondamentale, importantissimo. Dovrebbe essere più bravo, secondo me, a calarsi Qui nella calcio parte. d'angolo, ha appena segnato chi se non lui, ne stavi appena parlando, ha segnato il numero 10 Asare, gran gol, Dicevo, grande incornata. dovrebbe essere bravo ad essere più umile e mantenere un ritmo costante nel corso della partita per evitare sbavatura. Sì, è sicuramente un giocatore che nella sua di categoria fa la differenza, impiegato spesso da te anche nell'Under 17, titolare nell'ultima partita. Adesso sigla la rete del 6-1 per il Cus, arrivata da un altro calcio d'angolo. Renzolo Piccolo che può veramente far poco su questi calci piazzati. Qui ancora Sara a recuperare. Strappa Asare, prova a lanciare, chiuso però da Scandaliato. Scandaliato direttamente avanti, la raccoglie la cara per Asare. In tutta tranquillità a uscire dall'altro lato su Marano. Marano dentro per Caramia. Caramia a lanciare, lento però. Spagnuolo qui con il destro, Spagnuolo deviato, calcio d'angolo per il Cus. Quanto cerca questi calci piazzati il Cus, quanto si rende pericoloso, veramente una squadra che quando strappa, quando va in velocità è difficilissima da prendere con tutti i suoi interpreti. Ennesimo calcio d'angolo, pallone forse sgonfio qui. Li ha sofferti il Renzolo Piccolo nel corso della gara questi calci piazzati. Cus che ha preparato anche, come abbiamo visto sulla situazione del primo gol, uno schema ben riuscito. Sicuramente li prepara tanto. Ecco, adesso un altro schema su Guida che con un colpo di tacco aveva provato. Adesso palla a cercare
Marabetti, qui Spagnuolo ad aprire su Cavaliere. Cavaliere che forse la tiene in campo, invece no. Una partita che rischia, o già siamo in goleada per un Genzolo piccolo che però meritava probabilmente di uscire di scena con un passivo meno pesante. Sì, sicuramente ha mostrato veramente qualcosa di buono il Renzolo Piccolo sul primo tempo, forse è calato un po' sulla prima frazione di gara e adesso Kus che ha dilagato con le sue individualità, con i suoi cambi, anche con i suoi calci piazzati che diciamo prima sicuramente in settimana prova molto spesso Mister Demma. Qui pallone che arriva a destinazione di Guida che con una crocchetta va via. Guida ancora a cercare Porcarelli però chiuso da Mastrecchia e Biondo a cercare di andare su. Asare che fa anche da difensore centrale sul tentativo di Nobile di andare verso la porta. Asare che la tiene anche in campo, no? Fallo laterale per il Renzolo Piccolo Terrasini che andrà a battere con il numero 2 Rappa. Kus che in 20 minuti ha veramente spinto sull'acceleratore, ha fatto altri 2 gol, ha messo un punto sulla partita. Mister Demma che adesso si può concentrare veramente sulle altre partite, sul gestire i ragazzi. Cottone a impostare. La cara forse male, raccoglie Fazzone. Fazzone e Provenzano a scambiare. Ancora Provenzano con un doppio passo, Provenzano va sul fondo. Sì, ecco, quello che ti dicevo, il rischio di queste partite, rischio di giocare con superficialità, di incorrere in errori, in macchie, in una prestazione che comunque è di livello. Forse a te in stagione è capitato qualcosa del genere, Davide? Qualche partita forse presa un po' sotto gamba? Che ci dice a riguardo? Con l'Under 17 no, perché comunque sono tutte partite di livello, difficilmente le partite Qui grande terminavano, palla per Guida, però chiuso da Palazzolo. Forse Guida qui poteva fare qualcosa in più. Dicevi, Davide? difficilmente nel campionato Under 17 Elite le partite terminano con un passivo pesante. Quindi non ci capita il lusso di poterci permettere di abbassare il ritmo. Però con l'Under 14 spesso e volentieri ci è capitato di avere partite con un passivo largo e lì a quel punto devi essere bravo a dare motivazioni diverse ai ragazzi, dargli degli obiettivi diversi magari. Sì, questo sicuramente, campionato Under 17 molto difficile, qui però arriva in porta Cavaliere che calcia e la mette lì, Cavaliere che meritava il gol perché è entrato veramente benissimo in campo, Cavaliere che ha ancora un'esultanza con il solito Cande che ci ha abituato a vedere numerose esultanze. Ricordiamo 7-1 Cus, ha segnato il subentrato Cavaliere. Ribadiamo la profondità della rosa di questa squadra. Cavaliere è un altro giocatore fenomenale a mio avviso, con qualità tecniche, proprietà di uno contro uno, facilità di dribbling. Cottone con la solita finta, Asare a cercare Catanzaro, Catanzaro dentro, su Petruzzelli che apre ancora, cercare Porcarelli, ancora Petruzzelli a raccogliere, 1-2, Porcarelli in mezzo a due, mette fuori Biondo, Ciambra salta Guida, non salta però Catanzaro. Kus che prova anche a divertirsi, Kus che prova la girandola dei cambi, che prova a far segnare tutti i suoi giocatori. Catanzaro qui
forse l'unico che si merita veramente questo gol e che non ha ancora segnato è il numero 7 Guida, che però ci ha deliziati con qualche giocata, qualche sterzata. Qui però Porcarelli in area, ancora Porcarelli, Guida va via, ennesimo calcio d'angolo per il Cus, ne abbiamo superati forse già una decina. Corre il 70°, mancano 10 minuti più eventuale recupero se ne daranno, e dubito. A battere Guida su Porcarelli che stacca di testa, blocca però Palazzolo e va su Ciambra. Gran bella scelta di tempo qua nello stacco, non è riuscito a mettere la giusta potenza al pallone. Porcarelli anche lui punta, dotato di gran fisicità come Ales, anche lui 7 gol in campionato. Il pallone che arriva da Asare. Asare apre per Spagnuolo, doppio passo di Spagnuolo a cercare cara mia, scambiano i due. Spagnuolo sul destro, mette in mezzo, forse un fallo. Qui Asare a gestire. Asare e Cottone, ancora pallone per Asare, sbagliato però. Pallone in verticale, esce la cara bene però. Marano che adesso è andato a fare il centrale di sinistra con Cottone. E Catanzaro è andato a fare il terzino destro. Ancora Petruzzelli. Pallone sbagliato, scandaliato in anticipo. Marabetti qui. Marabetti su Fazzone. Scambia con Berardi. Pallone a sinistra per Scandaliato. Scandaliato. Cottone chiude per ennesimo intervento bellissimo di Cottone. Velo. Pallone raccolto dalla cara. Marano qui. Marano e Spagnuolo a scambiare. Marano taglia il campo. Cavaliere prova a puntare ancora, sguscia via Cavaliere. Serve Marano, solo dall'altra parte Catanzaro. Servito, Catanzaro col destro, Provenzano però in due tempi. Tiro velleitario in queste situazioni poi è facile che un po' tutti vogliano partecipare alla festa. Forse era meglio andare su Guida, tentare un 2 contro 1 in fascia, però si è lasciato magari ingolosire dal risultato, dal 7-1, dal voler segnare. Qui pallone in profondità, forse un fuorigioco. Ancora Marabetti per Berardi col destro. La cara blocca. Portiere molto sicuro la cara. Anche a giocare con i piedi, a impostare dal basso. Cus che esce ormai praticamente tutte le volte. E adesso pallone a cercare Porcarelli. Porcarelli con un pallonetto fuori. Ha cercato il tocco sotto, il numero 20 del Cus. Anche lui naturalmente, essendo un attaccante, cerca la via del gol. Adesso girandola di cambi anche per il Renzolo Piccolo Terrasini, che rileva il capitano Biondo. Entra il numero 15 Finazzo. Sì, è molto semplice che anche il mister ritenga giusto tirare i remi in barca e riservarsi i suoi migliori giocatori ormai per le prossime partite. Ricordiamo che per il Renzolo Piccolo sono entrati Marabetti, Nobile e Finazzo. Qui guida col destro, palla che esce fuori di qualche metro. Su un passivo già largo mi permetto di dire che anche Guida meriterebbe di aver segnato. Uso il passato. Qui scandaliato per Provenzano, gran palla d'esterno per il nuovo entrato. Ancora Finazzo ad aprire, chiuso da Spagnuolo. Finazzo ancora combatte, pallone che arriva a Fazzone. Fazzone che cerca la profondità di Marabetti, di La Cara che però chiude e serve Caramia. Caramia a cercare Cavaliere, grande intesa tra i due, chiusi però.
Provenzano che cerca Ciambra. Ciambra aggancia, Ciambra sterza, chiuso da Cottone. Ennesimo intervento, andata a buon fine. Passaggio però un po' meno. Sì, le squadre ormai sono lunghe, una forse perché ormai si è arresa al risultato, l'altra perché pensa di averlo già acquisito. Si sta trasformando in una serie di contropiedi e ripartenze, possessi poco lunghi, poco manovrati o gestiti o ragionati. Ricordiamo che mancano 5 più recupero, qui fallo di Berardi su Cavaliere. 5 più recupero, il Cus che vince 7-1. No, no, manco il giornale di qualcuno che ha segnato. Eh? Chi è che... Cus che ricordiamo la prossima partita sarà impiegato contro l'Academy Corona fuori casa che attualmente occupa la sesta posizione. Cus obbligato a vincere per mantenere la vetta. Cus virtualmente primo con la gara da recuperare. Qui Cottona a difendere l'uscita del suo numero 1. Qui Asare a difendere la sfera, Asare su Fazzone. Asare che guadagna di mestiere una rimessa laterale che però è del Renzolo Piccolo. Ricordiamo di seguire tutti i prossimi appuntamenti di Eli TV, la voce del campo, e di iscrivervi e mettere like al canale. Qui Porcarelli, lavoro sporco, punta qui guida, palla da una parte e lui dall'altra, chiuso però. Catanzaro ancora su guida, ennesima crocchetta della sua partita, pallone in mezzo per Porcarelli. Porcarelli a tu per tu con Palazzolo. Qui tentativo però di Petruzzelli lento. C'è questo TF. Qua in casa. Under. Appuntamenti di TV la sabato ore 15 per i giovanissimi elite dell'Under 15 Girone A di Sicilia, Cus Palermo contro TF Club qui dalle Colonne Concado di Monreale. Domenica saremo sempre qui in linea da Monreale per Città di Monreale Sfera Cavallo, ciò che rappresenta il primo vero big match di cartello di questa settimana, poi a concludere con la Juniores lunedì prossimo del Cus per i nostri appuntamenti su TV La Voce del Campo. Qui rischia però la cara. È gol del Renzolo Piccolo Terrasini. Qui veramente brutta gestione del numero 1 del Cus. Ha segnato Marabetti. Risultato che adesso è sul 7-2. Un po' di troppa sicurezza qui per il numero 1 del Cus. Sì, è quello che succede, come ho detto prima, ad abbassare l'attenzione, a provare qualche giocata di troppo. Qui adesso quarto cambio del Renzolo Piccolo Terrasini, esce l'autore della gran punizione, Fazzone. Entra Messina. E ancora la cara. Di troppa sicurezza forse del Cus negli ultimi minuti. Asare però a riconquistare. Fallo fischiato adesso per il Renzolo Piccolo. Non c'è più Fazzoni in campo. Era forse
una gran bella mattonella per lui, mancano circa un minuto più recupero alla fine della gara. Cosa ne pensi ora che comunque manca un minuto, Davide, di questa gara e di questo PUS? Cruz è una squadra che ha giocato bene, corta, ha saputo rispondere alla difficoltà del gol dell'1-1 subito probabilmente sull'unica volta in cui il Terrasini è riuscito a impensierire seriamente la porta di Lacara. Quindi è stata una risposta secca, unita, compatta da squadra. ehm, Tanto è venuto anche fuori dalle giocate importanti, dei singoli come quelle di Candé, Ales, la sua sostanza, il peso che ci ha dato nel reparto davanti. Sì, parole veramente importanti. Qui punizione di Berardi, palla sopra la traversa. Cus che prova a ripartire per una delle ultime azioni della gara. Ancora Marano. Marano chiuso. Renzolo Piccolo che prova a non far da comparsa in questa partita. Prova ad uscire un po' di grinta. Qui guida. Finta destro. Murato però. Palazzolo che forse assieme a Fazzone Provenzano uno dei migliori della gara per il Renzolo Piccolo, passivo che poteva essere ancora più importante, parate però veramente importanti anche da parte di vista di Palazzolo. Qui Cottone super guida che lascia scorrere invece no, guida che aggancia, serve numero 13 Catanzaro arriva sul fondo in mezzo per Calamia che spara alto qui Calamia. Giudice di gara che ha dato 3 minuti di recupero, forse un po' troppi perché si è comunque giocato, forse però per i cambi qui occasione veramente ghiotta per Calamia, tentativo però alto, colpo di tacco bellissimo qui di Marabetti a servire Finazzo che combatte, Finazzo in mezzo al campo, Berardi palla al piede a servire Ciambra va dentro il campo, tunnel, ancora pallone in possesso del Renzolo Piccolo però perso, qui Caramia sbaglia, pallone per il Cus, 4 contro 3, Porcarelli a servire Cavaliere punta sul fondo, qui toccato, forse un calcio di rigore, Cavaliere che però ha voluto proseguire, questa forse è l'inesperienza dei giovani. Tu cosa avresti fatto in questa occasione? C'è tanta voglia da parte dei ragazzi di chiudere un'azione, però probabilmente con più maturità anche guadagnare il massimo da ogni situazione diventa importante nelle scelte. Qui Berardi che aggancia, bello stop, pallone aperto, fallo forse, non fischiato adesso, invece no, perché ci sono i 3 fischi, finisce Cus Palermo, Renzolo Piccolo Terrasini, 7-2 per il Cus, gran bella partita, gran bel primo tempo, poi Cus che ha spinto sull'acceleratore, 7-2, e Cus che torna virtualmente in vetta, qui da Eli TV, la voce del campo è tutto, da Joseph Sherif, Davide Deola.